Domenica 17 febbraio, nel pomeriggio, il nostro paese di Ronco si è adornato a festa per affrontare la tradizionale sfilata dei carri per il carnevale. La maschera ronchesana, il conte Sparavieri, ha aperto le danze e a lui sono seguite molte maschere di altri paesi, tra le quali quella di Verona, il papà del gnocco. Cosa può essere il carnevale in un momento di crisi? esatto? Beh, il carnevale è sempre un momento di allegria, specialmente noi come maschera, il papà del gnocco, che è la maschera più vecchia d'Italia. In questo momento c'è un po' di crisi, c'è un po' troppo direi. Allora il carnevale deve esserci, è una tradizione che deve continuare. Per fortuna vedo che anche nei paesi e anche tipo come Ronco all'Adige si sta manifestando un buon carnevale, perché ogni anno che passa c'è sempre qualcosa in più. Sono bravi e se vanno avanti così faranno bene ancora. Come ogni anno, sono passati dalla casa di riposo del paese per salutare gli ospiti presenti e portare anche a loro una boccata di sana allegria. Le maschere si sono poi unite ai numerosi carri che hanno partecipato all'evento e che hanno rasserenato la giornata con danze, coriandoli e stelle filate. La partecipazione è stata davvero importante. Numerose le famiglie coinvolte, insieme a bambini e ragazzi, che hanno animato la festa ai bordi delle vie principali, via 20 settembre e viale Vittorio Veneto, dove nel frattempo si stava svolgendo il corteo, che è culminato in piazza Caduti di Nasceria. Qualche metro più in là, gli alpini hanno offerto a tutti un tradizionale piatto di gnocchi insieme a dolci e frittelle. È doveroso ringraziare per l'eccezionale riuscita il Comitato Carnevale, la Proloco e il Comune di Ronco all'Adige, insieme a tutti gli amici giunti da fuori.